Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La tragedia del bimbo morto nel pozzo a Palazzo Lacreide, aperta un'inchiesta per omicidio colposo, faro della procura sul proprietario del terreno e gli educatori. Tragedia sul lavoro a Canicattì, operaio di 21 anni muore schiacciato da un elevatore che stava manovrando. I sindacati, colpa dei subappalti. Ha negato la premeditazione l'uomo accusato di aver ucciso il rivale in amore a Mascali al vaglio degli investigatori, il contenuto dei telefonini della vittima e dell'assassino. Catania, corsa contro il tempo per rimuovere tonnellate di spazzatura accumulata a causa della chiusura della discarica poi riaperta. Il sindaco trentino, colpa dei cittadini che non rispettano le regole. 20 anni fa nasceva a Palermo l'associazione Addio Pizza, al fianco dei commercianti che denunciano, una mostra per ricordare il risveglio della città. Sharon Stone e Nicolas Cage tra le star del Taormina Film Festival diretto da Marco Müller. Dal 12 luglio 8 giorni di grande cinema ed emozioni sotto le stelle. Calcio, ufficializzati i gironi di Serie C tra le avversarie delle siciliane, anche la Juventus Next Generation. Il Catania pronto a chiudere anche con il portiere Adamo Nis. Lo strazio della mamma del piccolo Vincenzo, morto ieri dentro un pozzo a Palazzola Acreide, in un post su Facebook. Intanto la procura di Siracusa nega ritardi nei soccorsi. Ci dice tutto Roberta Lunghi. Il mio cuore si è fermato insieme al tuo in quel maledetto pozzo, ti amo. È il post su Facebook di Paola Carnemolla, mamma del piccolo Vincenzo, che a soli 10 anni ha perso la vita dentro un pozzo di una fattoria di Palazzolo Acreide, dove era andato in gita con altri bambini, tutti iscritti al gruppo estivo organizzato dalla Fondazione Anfas Doniamo Sorrisi. E se da una parte c'è il dolore della famiglia, a cui si stringe il paese intero, dove sono stati sospesi i festeggiamenti in onore del santo patrono, ma anche la comunità della scuola frequentata dal piccolo, dall'altra c'è ancora da chiarire la dinamica. Si spera di avere informazioni significative con l'autopsia che sarà effettuata sul corpicino, probabilmente sabato, come disposto dalla procuratrice di Siracusa Sabrina Gambino, che coordina le indagini dei carabinieri. Con l'esame autoptico scatteranno come atto dovuto le iscrizioni nel registro degli indagati. Attenzione puntata sul proprietario del terreno, che è presidente dell'associazione Anfas, e sugli operatori addetti alla sorveglianza dei bambini, inclusa la 54enne che quando è stato dato l'allarme è scesa dentro al pozzo per tentare di salvare il bimbo. Al momento l'ipotesi di reato è omicidio colposo contro ignoti. La donna è ricoverata all'ospedale Umberto I di Siracusa in stato di shock profondo. Non risultano ritardi nei soccorsi dei vigili del fuoco, che hanno peraltro un distaccamento proprio a Palazzolo Acreide, come asserito telefonicamente dalla procuratrice Sabrina Gambino, a smentire un testimone che ha parlato di tragedia che si poteva evitare. Dalla chiamata all'intervento dei soccorsi dei vigili del fuoco, secondo una prima ricostruzione, non sarebbero passati 10 minuti. Per il testimone, il bambino, dopo essere caduto nel pozzo, chiamava mamma e papà. Intanto i carabinieri del comando provinciale di Siracusa stanno sentendo tutti i partecipanti all'escursione, 20 bambini e 10 accompagnatori. Per la presenza di molti minori saranno coinvolti anche gli psicologi. Avrebbe dovuto sposarsi tra poco il giovane operaio morto questa mattina in un cantiere edile a Canicattì, schiacciato da un muletto. La CGIL di Agrigento appunta il dito contro i subappalti. Davide Sardo. Giovanissimo, 21 anni, prossimo alle nozze, Angelo Giardina è l'ennesima vittima sul lavoro, un bollettino di morte quotidiano. Lavorava come operaio da una settimana appena in un cantiere edile allestito in via Vittorio Emanuele, nei pressi del cosiddetto ponte obliquo a Canicattì, in provincia di Agrigento. Il giovane operaio è stato schiacciato da un carrello elevatore, probabilmente in manovra. Immediato l'allarme lanciato dai colleghi, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La procura di Agrigento ha avviato un'inchiesta disponendo l'autopsia. I sindacati puntano il dito contro le leggi inadeguate a tutelare i lavoratori, consentendo subappalti a cascata. Questi artigiani che devono svolgere questo lavoro devono correre. Pretendono dai lavoratori che si corre. Gli incidenti nascono perché si corre, perché non si prevedono le giuste misure di prevenzione, e quindi ancora oggi piangiamo una morte annunciata.
C'è una donna contesa dietro l'omicidio di Mascali nel Catanese. Nell'interrogatorio con i magistrati il presunto assassino Giampiero Blanco ha negato la premeditazione. Ci dice tutto Desiree Ferlito. Ha risposto a tutte le domande del giudice Giampiero Blanco, interrogato nel carcere di Piazza Lanza a Catania. L'uomo accusato di aver accoltellato a morte Antonino Raciti a Mascali, con il quale si contendeva una donna, ha ricostruito la dinamica degli avvenimenti, negato la premeditazione e fornito spunti per le indagini. A quanto risulta agli investigatori, l'omicida aspettava la vittima sotto casa, pare per recuperare degli oggetti della ragazza lasciati da lui. Una rivalità accertata, quella tra vittima e carnefice, entrambi a conoscenza della realtà dei fatti, cioè che la fidanzata di Raciti aveva intrapreso da qualche tempo una frequentazione anche con Giampiero Blanco. La ricostruzione del drammatico delitto partirà dall'esame dei telefoni cellulari della vittima e dell'imputato, che servirà a recuperare anche tutte le chat eventualmente cancellate. Al vaglio degli investigatori uno scambio accesissimo di messaggi tra Raciti e la sua ragazza il giorno dell'omicidio, molti dei quali cancellati dalla vittima. Blanco si interpone, è disponibile a un confronto con Antonino sulla relazione che ha intrapreso con la ragazza contesa. L'assassino aspettava Raciti sotto casa con l'arma del delitto, che pare non sarebbe una forbice da cucina, ma un attrezzo appuntito e affilato simile a quello usato dai barbieri. La Corte d'Assise di Catania ha condannato all'ergastolo Paolo Cenzabella e Antonino Marano, conosciuto come killer delle carceri, per l'omicidio di Dario Chiappone, il 27enne giarrese ucciso con 16 coltellate alla gola e al torace a riposto la sera del 31 ottobre del 2016. Il movente, secondo la Procura di Catania, sarebbe passionale ed economico, collegato al rapporto che la vittima aveva con una donna che era stata legata sentimentalmente a Cenzabella. A Palermo 2 malviventi a volto coperto armati di un coltello hanno tentato di rapinare il titolare di una rivendita di tabacchi di Piazza San Francesco, che però ha reagito e li ha fatti fuggire. E sempre a Palermo furto con spaccata la caffetteria dell'Orto Botanico. Un uomo è entrato nel locale e ha portato via superalcolici e cibo con danni per migliaia di euro. E a Catania è corsa contro il tempo per rimuovere le tonnellate di spazzatura accumulata a causa della chiusura della discarica di Lentini, poi riaperta da lunedì. Pugno duro contro gli incivili. Tonino De Mano. La catastrofe igienico-sanitaria è stata evitata, ma basterà un minimo intoppo nella gestione dei rifiuti per scatenare l'inferno e ripiombare nell'incubo. In attesa dei termovalorizzatori, se ne è riparlata 3-4 anni, Catania ed oltre 200 comuni della Sicilia orientale vivono nel limbo, navigano a vista e a volte affogano nell'immondizia. Lo stop imposto dal Tribunale di Catania alla discarica di Lentini, le successive ordinanze di Schifani e il conseguente caos sulla raccolta indifferenziata sono l'esempio di un sistema che fa acqua da tutte le parti. Lo mette nero su bianco anche il GIP Stefano Montoneri, che nel provvedimento di chiusura del sito di Codavolpe, ora riaperto, parla di contraddizioni e comportamenti procedurali ambigui e ondivaghi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il magistrato fa riferimento anche alla Sicula Trasporti, in amministrazione giudiziaria, stretta in una situazione paradossale, tanto da dover interrompere l'attività per evitare di operare in modo illegittimo. Intanto, Catania cerca di ritornare alla normalità con gli autocompattatori che da 48 ore fanno la spola con la discarica di Lentini per smaltire le tonnellate di spazzatura riversate in strada. Per fronteggiare nuove emergenze, il comune ha deciso di utilizzare il pugno duro contro gli incivili. Da lunedì i rifiuti non conformi non verranno più ritirati e i trasgressori saranno segnalati alla polizia locale. E sull'argomento è intervenuto oggi al nostro appuntamento del venerdì con il sindaco Enrico Trentino, che riporta i cittadini ai loro doveri. Non prendetevela con il comune, ha detto, è colpa vostra. Allora non vogliamo capire che stiamo noi compromettendo il futuro di questa città. Già abbiamo un problema non indifferente con il luogo in cui andare a conferire, perché tra poco la Sicula Trasporti non prenderà più i nostri rifiuti se continuiamo a portare tutto questo indifferenziato. Abbiamo un problema determinato da una politica regionale che per anni non ha voluto realizzare l'inceneritore e oggi ci troviamo quindi schiavi delle discariche. Rispetto a tutto questo io non posso offrire soluzioni con la bacchetta magica, perché chiaramente ho dei poteri limitati, però nel momento in cui tutti quanti facciamo il nostro dovere sta
state sicuri che il problema emergenza non sussisterà più. Se noi vogliamo stare invece in una condizione di precarietà che poi alla fine si riverbererà contro tutti, allora continuiamo così. Continuiamo con coloro i quali ospitano turisti, che quindi dal turismo dovrebbero vivere la loro condizione di sostegno finanziario, che continuano a buttare attraverso le donne di servizio i rifiuti già compreso l'organico e indifferenziato a mezzogiorno di ogni giornata. Non funziona così. Bisogna adeguarsi organizzativamente a un nuovo impianto, a un nuovo metodo che faccia completamente trasformare il nostro modo di agire. Non basta neanche forse la sola comunicazione. Oggi, questa mattina al Teatro Massimo, stiamo cercando di immaginare un videoclip con un concerto di alcuni orchestrali del Teatro Massimo in mezzo a una discarica. Vogliamo dare proprio l'esempio che la città non è più in condizione di sostenere questo ritmo. Io l'altro giorno semplificativamente concludevo con una frase che ribadisco oggi: dipende da noi se vivere da uomini tra uomini o se invece vivere tra blatte e topi. Dopodiché non venite a pigliarvela col Comune di Catania, non venite a pigliarvela con nessuno, perché dipenderà e sarà solo colpa vostra. E torniamo alla notizia di apertura, c'è un aggiornamento, sono almeno 6 le persone indagate per la morte del bambino di 10 anni caduto in un pozzo a Palazzo Lacreide, e sono il proprietario del terreno e alcune operatrici presenti in quel momento. È un atto dovuto per disporre l'autopsia prevista per la prossima settimana come atto irripetibile. La procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino, e il sostituto Davide Viscardi hanno eseguito con i carabinieri un sopralluogo sul luogo della tragedia. La procura vuole anche verificare la tempistica dei soccorsi, chi era responsabile della sorveglianza dei bambini e se il pozzo fosse stato messo in sicurezza. E adesso andiamo a Messina, dove è scattato il razionamento dell'acqua. Il piano servirà anche ad evitare il rischio blackout. Francesco Triolo. Meno acqua per tutti. Dopo Agrigento anche a Messina è scattato il razionamento della distribuzione dell'acqua, con una tabella che l'AMAM, la partecipata che gestisce gli acquedotti, ha diffuso con le zone e le ore di erogazione. La riduzione serve a far fronte alla minore portata delle varie fonti alla città, una decisione che nasce dal voler prevenire una condizione di gravità come in altre parti della Sicilia, perché Messina, pur non essendo nelle condizioni gravissime nelle quali è per esempio Agrigento e la sua provincia, deve avviare le procedure per risparmiare quanta più acqua possibile. Il sindaco Basile si è affidato ai cittadini e ad un uso responsabile, meno acqua un po' per tutti, per evitare che si arrivi al blackout idrico. In alcuni rioni, Castanea, Giostra, via Palermo e Annunziata, arriverà solo per 3 o 4 ore, a 5 ore o 5 ore e mezza arrivano invece molte zone popolose come il CEP, Villaggio Urra, Minissale e Contessa Sud, con una riduzione di 2 ore. La riduzione di portata più preoccupante è quella legata all'acquedotto della Santissima, che è passato da poter erogare 200 litri al secondo in inverno e 150 in estate agli attuali 100. Anche i pozzi cittadini hanno avuto riduzioni del 30-40%, ma è la portata del fiume Freddo a preoccupare maggiormente, calata del 60%. AMAM ha chiesto alla Regione di poter avere l'autorizzazione a poter abbassare il punto di pompaggio di qualche metro per avere maggiori margini. Pugno duro a Palermo contro la movida violenta. Sentiamo Marco Cullà. Le ultime aggressioni in pieno centro a Palermo hanno nuovamente acceso i riflettori sulla movida selvaggia del capoluogo, e da questo weekend, partendo da stasera, scenderanno in campo più pattuglie e ci saranno accurati controlli per garantire la sicurezza nel quadrilatero del centro storico. A deciderlo è il prefetto di Palermo Massimo Mariani nel corso della riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica convocata in prefettura, con all'ordine del giorno la questione della violenza nel cuore della città. E poi aumento delle telecamere per garantire almeno 2000 occhi su tutta la città, comprese le borgate marinare di Mondello e Sferacavallo. Episodi di violenza come quello avvenuto sabato scorso non sono tollerabili in una città come Palermo, ha detto il prefetto Mariani, riferendosi all'aggressione subita da un ricercatore palermitano. L'irrobustimento dei controlli e l'aumento delle pattuglie è parallelo anche al flusso di ragazzi che nel periodo estivo ovviamente escono di più. La violenza ormai è dilagante in via Lumia, è dilagante al centro storico, è dilagante dinanzi al Teatro Massimo, è dilagante un po' dovunque. Noi comitati ci stiamo facendo rete
per cercare di chiedere con forza, stavolta in maniera assolutamente determinata, aiuto e collaborazione soprattutto al prefetto, che è colui che si dovrebbe occupare dell'ordine pubblico. La prossima settimana verrà firmato inoltre l'accordo con le associazioni dei commercianti per il collegamento delle videocamere dei negozi alle centrali operative delle forze dell'ordine e alla control room della municipale. Il sindaco di Palermo, intanto Roberto Lagalla, dal canto suo replica con le classifiche, ribadendo che il capoluogo è sicuro. I fatti però in questo momento sembrano dire altro. Politica, Schifani conferma il rimpasto alla Regione entro fine luglio, deluso da 3 assessori. Malio Viola. Rimpasto sì, è necessario e si farà entro la fine di luglio, forse anche prima. A bocce ferme, dopo che Tamaio ha deciso di restare in Sicilia lasciando spazio a Caterina Chinnici e a Bruxelles, almeno queste le scelte dentro Forza Italia, adesso è tempo di parlare di rimpasto e lo ammette anche il governatore Renato Schifani. Le scelte le farà lui in autonomia, annuncia Schifani, che manda le prime avvisaglie. Sono 3 gli assessori dei quali si dice deluso: Mimmo Turano, assessore della Lega, delegato a istruzione e formazione professionale, che non avrebbe dato seguito agli impegni assunti dall'intero governo della regione, e poi Elena Pagana e Roberto Di Mauro, non tanto per le rispettive attività da assessore, quanto per il mancato coordinamento fra gli uffici del territorio e ambiente e dell'energia e rifiuti nella vicenda della discarica di Lentini. Non sono veri e propri avvisi di sfratto, ma segnali chiari. Che con Mimmo Turano non corresse buon sangue era cosa risaputa. Elena Pagana invece lascerà per accordi di partito la giunta, mentre Roberto Di Mauro probabilmente resterà. Certamente ci sarà da sostituire Marco Falcone, che va a Bruxelles, ma Schifani non ha intenzione di far ruotare le deleghe e annuncia che per il bilancio sceglierà una persona di comprovata esperienza, che non sarà probabilmente Gaetano Armao. Non cambieranno neanche gli equilibri. Schifani continuerà a riferirsi al risultato delle regionali del 2022, quindi il numero degli assessori per ogni formazione politica non cambierà per nessuno, DC ed MPA compresi. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Addio Pizzo compie 20 anni e realizza una mostra per ricordare il giorno in cui la città si svegliò tappezzata di volantini. Da allora l'associazione è sempre stata al fianco degli imprenditori che hanno deciso di denunciare. Marco Gullà. Nella notte tra il 28 e 29 giugno del 2004, Palermo, per la prima volta nella sua storia, si risvegliò tappezzata da centinaia di adesivi listati al lutto con il messaggio: un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Sono passati 20 anni da quella data che segnò una svolta nella lotta al pizzo e alle estorsioni lanciata da Addio Pizzo. Gli attacchini dell'associazione antiracket per il 20° anniversario hanno deciso di raccontare attraverso una mostra Addio Pizzo 20 la storia e il percorso di cittadinanza attiva. Indubbiamente quel momento è stato un punto di non ritorno. La comunità palermitana era pronta ad accogliere il messaggio di Addio Pizzo e nulla più è stato lo stesso. E finalmente si poteva parlare del pizzo in modo chiaro, netto. Quell'adesivo ha scosso le coscienze e ha portato ad una rivoluzione che 20 anni dopo vede migliaia di cittadini e di consumatori sostenere le imprese che denunciano il pizzo. In questa mostra che vedete nelle immagini ci sono foto, video, stampe, disegni originali e articoli di stampa che scandiscono la rottura del tabù e dell'omertà sul pizzo, il supporto a commercianti e imprenditori che hanno trovato il coraggio di denunciare. Per noi è un modo di raccontare e mostrare alla città e anche a chi viene da fuori quello che è stato fatto, quello che è cambiato in questi 20 anni. È una mostra ospitata dalla Mafia Memorial, che ci ha dato un grande aiuto, è divisa in 4 aree tematiche, quindi abbiamo il cambiamento culturale, un inizio di cambiamento culturale, i commercianti, le denunce, abbiamo poi il lavoro nelle scuole e delle scuole e l'inclusione sociale, quindi il lavoro direttamente nei quartieri. Piccola colata lavica dal vulcano Stromboli generata dalla Bocca Nuova. La lava fuoriesce per circa un centinaio di metri e produce il rotolamento di blocchi lungo la sciara del fuoco. L'ampiezza media del tremore vulcanico, fa sapere l'INGV, si colloca su valori alti. Sharon Stone e Nicolas Cage fra i divi del cinema internazionale che saranno presenti al Taormina Film Festival diretto da Marco Müller, un'edizione che coniuga Hollywood, dimensione umana e grande attenzione per la Sicilia. Roberta Lunghi.
Dall'avventura action al thriller psicologico, dall'horror alla romantic comedy, con una parata di star internazionali: Sharon Stone e Nicolas Cage, e poi Bella Thorne, Rebecca De Mornay, per citare alcuni nomi. L'edizione numero 70 del Taormina Film Festival è stato presentato oggi a Palazzo Corvaia, svelati film e molti dei protagonisti che arriveranno a Taormina dal 12 al 19 luglio, dal neo direttore artistico del festival, Marco Müller, già 8 volte alla direzione della Mostra del Cinema di Venezia. Lo start è il 12 luglio con l'evento speciale dei Nastri d'Argento. In un omaggio alla commedia italiana, grandi protagonisti al Teatro Antico saranno Christian De Sica e Carlo Verdone. Dal 13 poi il gala con le proiezioni dei 7 titoli anticipati, sempre da Proiezioni, Suoni e Parole prima del film, iniziativa che spazia nelle arti, voluta da Gianna Fratta, direttrice artistica della Fondazione Taormina Arte. 4 le prime mondiali e opere prime e seconde. Si parte il 13 luglio con l'horror statunitense St. Clair con Bella Thorne, tra gli altri anche il thriller psicologico The Surfer con Nicolas Cage. Tanto interessante il ping pong tra Teatro Antico e proiezioni a Palazzo dei Congressi, dove la Sicilia diventa guest star in un intento preciso di valorizzazione del cinema prodotto nell'isola. Le Sicilie sono stati laboratori diversissimi, cioè, i film che si sono fatti a Palermo sono diversi da quelli che sono fatti a Catania, di esperienze che poi delle volte erano anche in anticipo sui tempi. Conto alla rovescia innescato dunque per il Taormina Film Festival, promosso e organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il sostegno dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission del Comune di Taormina e del Ministero della Cultura, certi che saranno 8 intensi giorni di emozioni, di grande cinema sotto le stelle. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo per parlare dei nuovi gironi della prossima Serie C. Ed eccoci alla pagina sportiva, ufficiali gironi della prossima Serie C. Sentiamo Marco Carli. La Juventus Next Gen è la squadra inserita nel girone meridionale della Serie C. Il sorteggio ha stabilito così: nelle prossime 3 stagioni ci sarà una rotazione delle 3 Under 23, dunque nel girone C ci sarà una delle altre 2 o eventuali 9 squadre B, che potranno essere un massimo di 6, 2 per girone. Ma concentriamoci su quest'anno, girone C dunque, con tutte le meridionali e i bianconeri. Si avvicina l'apertura ufficiale del calciomercato fissata per lunedì, ma il Catania è già protagonista. Sulle pagine social del club pubblicato un video con i gol di Carpani, il primo acquisto del nuovo corso firmato Faggiano. Alcuni dei gol, tanti, 20, segnati con la Recanatese negli ultimi 2 anni, che dimostrano le qualità del giocatore. Per il Catania ci sarà anche un nuovo portiere, Adamonis, lituano, quest'anno al Perugia, di proprietà della Lazio, con trascorsi fra le Alte nella Salernitana e nel Catanzaro. In attacco il nome del momento è quello di Rescano della Triestina, con un passato nel Pescara e anche in Sicilia, alla Leonzio. In casa Messina, sancito ufficialmente il vincolo con Modica, la prossima settimana si dovrebbe capire se ci saranno novità a livello dirigenziale con l'ingresso di nuovi azionisti di maggioranza. Da lì dipenderà tutto il resto. In casa Trapani c'è ottimismo, abbiamo già l'80% della squadra fatta, svela l'allenatore Torrisi. Alcuni nomi noti, come quelli di Fall, di cui vediamo alcuni gol con la Gian Erminio, Kingudo e Seculin, sono ottime basi di partenza. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.